Ciao a tutti, questo è un altro video di Cromo e il Sardo che se la giocheranno, vediamo un po'. Cromo toss. Anche il Sardo in questa partita rispolvera la sua giocabilità toss e giocano contro Terran e Zerg. Quindi ci eravamo anche abituati a vederli sempre in mirror, in questo caso invece non li vedremo assolutamente in mirror, li vedremo in doppio toss contro Terran e Zerg, quindi completamente diversi rispetto agli avversari. Allora, solito tormentone nei primi 5 minuti, siamo in luglio, sto per partire, ormai manca poco, il 9 luglio parto, quindi sabato, me ne vado al mare. Tutti i video che mi state mandando adesso li sto mettendo in una cartellina per quando tornerò a settembre, quindi non mi dispiace ma non potrò fare in tempo a registrarveli. Sto registrando invece tutti quelli che ho ricevuto fino al 30 giugno, primo luglio e come dicevo, partendo non registrerò più nulla, quindi non lamentatevi, non preoccupatevi se dal 9 non vedrete più apparire nulla. Io magari cercherò di rispondere sul canale, però niente nuovi video. Detto questo, vi ribadisco bene le date: dal 9 luglio al 3 settembre, quindi tutto luglio e tutto agosto. Poi ci risentiamo a settembre. Detto questo, che il tormentone si sta facendo sempre più breve e conciso da partita a partita, perché non voglio rompervi troppo le scatole, però dovete anche immaginare che se uno non ha guardato i video passati, appena entrato nel mio canale e si sta guardando questo video qua, deve almeno poter sentire questa cosa. Detto questo, possiamo passare a commentare il video. Una pozza germinale stranamente davanti a tutto, che normalmente invece viene fatta dietro i minerali per essere più difesa, perché comunque così può essere circondata mentre da zelotti, zerg, in quello che è, mentre qui ha il lato adiacente ai minerali che rimane protetto. Questa è una regola un po' base che tutti gli zerg devono seguire. Qui intanto il Terran si sta chiudendo dentro, anche se l'ingresso è piuttosto grande, e i miei due compari qua, Cromo e Sardo, invece stanno chiudendo l'ingresso di tutti e due, cioè stanno facendo un lavoro comune per risparmiare tempo. Hanno fatto anche la forgia con cui potranno fare un po' di cannoni fotonici per essere sicuri di avere fatto una chiusura, anche se mi sembra che così la chiusura sia definitiva, nel senso non mi pare che ci sia lo spazio, forse tra questi due c'è uno spaziettino, non lo so, lo vedremo. Nel frattempo stavano mandando una sonda a spasso nel tempo a cercare gli avversari, sì, li hanno trovati, perché vedevo esplorazione della mappa, termina qui, poi c'è colorato qui, quindi mi sono perso un attimino la sonda, però sanno dove sono gli avversari. Intanto il blu sta andando di Ling molto in fretta, e solo di Ling, perché non sta nemmeno facendo Vespene, quindi sta puntando a fare un mass Ling per attaccare il prima possibile, il che posso già immaginare come andrà a parare, visto che dall'altra parte quella sonda la vedo molto male. Già, dall'altra parte comunque c'è una forgia, presto vedremo se si sbrigano dei cannoni fotonici e questo basterà sicuramente a difenderli. Pilone qua, due ragazzi, ecco qua, sto dicendo, dovete sbrigarvi a fare quei cannoni fotonici perché sono fondamentali. Il tempo in cui i Ling si incaglieranno contro gli edifici per cercare di entrare, il cannone fotonico se li blasterà con calma. Magari, ecco, farne più di uno sarebbe utile. Frattempo qua cosa c'è? I gate lì nel loro angolino, bello tranquillo, così hanno anche visione dell'angolo in ombra, perfetto. Stanno arrivando i Ling proprio quando sta finendo. Vedete, il passaggio c'era, però hanno infilato lì giustamente gli zeloti, quindi non ci sarà speranza per quei Ling, che vediamo vanno a impattare contro lo zelota. Ce ne sono altri due dietro, quindi anche se dovesse finire quello, gli altri subentrano, si accaniscono sull'edificio nella speranza di abbatterlo prima che il cannone fotonico li finisca tutti. C'è anche speranza che ci riescano, però, a giudicare dai danni che sta prendendo l'edificio. Sì, sono riusciti a sfondare, ragazzi. Hanno subito immani perdite, ora che sono riusciti a entrare, ecco, hanno finito completamente il loro esercito, però ora l'apertura c'è, dovrebbero sbrigarsi a richiudere subito. Vediamo che invece di chiudere stanno costruendo altri cannoni. Ecco, benissimo, bravo, vai, veloce. Sì, fatto. Ora può ripiazzare gli zeloti, e gli zerg possono continuare a spingere quanto vogliono, ma non combineranno niente.
Intanto il cannone fotonico riprende a sparare, continuano gli zeloti a fare il blocco. In questo modo possono andare avanti fino a domani e non riusciranno assolutamente a combinare niente. Ecco, mi auguro per loro che l'abbiano capita, perché se insistono così sono veramente deficienti. Intanto qua vediamo che si è finalmente fatto anche del Vespene e sta switchando a Blatte, mentre il Terran in tutto questo cosa sta facendo? Delle ricerche, una seconda caserma con reattore, una seconda base, quindi ha intenzione di espandersi molto in fretta. Intanto invece Cromo e Sardo cosa stanno facendo? Cromo è già andato di robo, tanti piloni, e di portali pochi, perché ha soltanto il portale lì sotto e se ne sta costruendo un altro in base adesso, mentre il Sardo ha già 3 portali in base più il quarto qui sotto e si sta facendo anche lui la ricerca, qualche pilone anche lui qua e là. Per ora ha persino una sentinella, quindi se dovessero per dire arrivare di nuovo a distruggere l'edificio, cosa che al momento diventa piuttosto improbabile, potrebbe comunque fare dei force field. Intanto lo Zerg si sta prendendo la sua espansione e arriva un observer di Cromo a individuare la situazione. Cromo ha fatto subito la robo, mentre invece il Sardo è andato fast di portali senza nessuna roba e va di Concilio del Crepuscolo ora. Ecco, non stanno no, le hanno fatte le ricerche invece. Qui la forgia l'ha già fatta la ricerca, ottimo. Qui invece addirittura siamo allo step della corazza. L'observer qua sta tranquillamente individuando, tenendo d'occhio tutte le attività dello Zerg. Sanno quindi ora che lo Zerg è switchato a Blatte, non ha nemmeno fatto l'evoluzione della base, quindi più delle Blatte non sarà possibile. Al massimo vedremo qualche Ling, cioè Beneling se dovesse fare anche quell'evoluzione. Qui addirittura aveva lasciato ferma la costruzione della base, cioè questa non l'ho capita molto come cosa. Intanto anche loro decidono di prendersi l'espansione, vedendo che gli avversari sono molto tranquilli, stanno macrando. Il Sardo invece decide di prendersela qua l'espansione invece di prenderla nella naturale. Intanto qua lo Zerg, che è decisamente indietro sull'economia, perché mentre ha speso tutto per infastidire gli avversari senza portare a casa praticamente nessun risultato, non stava né dronando né facendo Vespene, quindi ora sta cercando di riprendersi un po' e vedete che con i minerali e sotto sta facendo molta fatica. Il Terra non ha fatto praticamente niente fino adesso, ha fatto soltanto qualche marine, qualche caserma, è abbastanza indietro anche lui sull'economia perché non ha fatto l'evoluzione della base che gli servirebbe per andare giù cattivo di muli, e ha fatto questa espansione che è qui a far niente e si sta costruendo la fabbrica. Quindi questo Terran decisamente sta giocando in maniera oltremodo scarsa e inutile. Intanto qui lo Zerg continua a fare Ling, che non sono nemmeno Speedling oltretutto, e non ne vedo l'utilità, sapendo cosa c'è da aspettarsi dall'altra parte. Dovrebbero mettere l'observer a seguire queste truppe più che sulla base, perché di sapere cosa accade qua è relativamente importante. Sta facendo l'evoluzione della base, si è fatto finalmente anche la camera evolutiva. Intanto qua non stanno facendo molte truppe, però stanno facendo delle difese. Lì sul lato ci sono buone difese. In casa ha finito le costruzioni, ha anche terminato la carica, si sta aprendo i portali e ormai ne ha decisamente un quantitativo elevato. Intanto sta rendendo produttiva anche questa base, si sta costruendo qua la fabbrica robotica. Intanto Cromo sta andando di colossi, ha già terminato la ricerca per non mi ricordo come si chiama, comunque per far sì che il raggio d'azione dei colossi sia più ampio. Intanto il Sardo sta chiedendo un altro observer da mandare là in mezzo, che infatti è quello che dicevo anch'io, che dovrebbe essere quello che si metterà poi a seguire gli spostamenti delle truppe. Ecco che infatti vediamo che la fabbrica robotica ha dato come destinazione l'observer lì. Intanto lo Zerg retrocede vedendo l'avanzata degli Zeloti che io fossi in lui però ora farei tornare indietro, perché comunque è pessima idea, cioè questa proprio hai fatto un errore madornale, cioè tu hai unità da corpo a corpo, stai giocando contro dei ranged e ti fai un force field, cioè in pratica gli hai fatto un regalo, gli hai detto tieni vai, tu mi puoi sparare mentre io non ti posso picchiare.
lascia mentre ti fai sì, sicuramente danno gliene hai fatto perché sei riuscito a distruggerli tutti i droni, però quel force field è decisamente sbagliato, mi limito a dire sbagliato. Qui presto vedremo arrivare l'Observer. Lo Zerg sta spostando bene i suoi overlord per fare un po' di scouting, per sua sfortuna lo sta facendo qua, non lo sto facendo qua in alto, dove potrebbe invece avere buona visione. Il sardo potrebbe farseli da solo a questo punto gli Observer e sta per switchare anche lui a Colossi. Intanto vediamo che in base ha fatto altre sentry, altri zeloti. Questi sono però di cromo, scusate, sentry e zeloti e difese di cromo della sua seconda base, mentre il sardo è andato di massa zilot. Non mi chiedo perché non faccia una terza espansione qua, male non farebbe, visto che gli avversari sono così tranquilli e inesistenti. Cioè il Terran finora non l'abbiamo visto, si sta fortificando, ha fatto i bunker con tutte le ricerche possibili e immaginabili per i bunker e si è piazzato la seconda base, ma di fatto non sta producendo niente. Cioè il suo esercito consta di qualche marine, qualche marauder, cioè un esercito da quinto minuto di gioco. È una cosa ridicola, se andiamo sulle unità a 26 marine e 2 marauder, cioè è inutile, è assolutamente inutile. Vediamo anche come lavoratori, i miei due amici sono decisamente sopra gli avversari, anche se anche loro hanno 2 basi, però ne hanno comunque decisamente di meno, e quindi la loro economia è sicuramente più fiorente e dall'ottica di un TOS questo non può che essere un grosso problema, perché insomma i Protoss hanno solo limite che le unità gli costano parecchio. Nel momento in cui hanno una buona economia fiorente diventano devastanti. Qui ci sono addirittura 2 fabbriche robotiche per andare di Immortal e Colossi senza problemi, 2 forge per andare di ricerca a cannone, e addirittura stanno facendo capolino anche le prime lance del vuoto. Intanto si sta facendo un altro portale. Cannoni fotonici un po' ovunque, ecco che il Saro sta per prendersi lo spazio per farsi una terza base qui. Intanto qua anche lui ha fatto 2 fabbriche robotiche, vediamo questo un attimo dove stava puntando, lì, perfetto. Quindi non me ne ero accorto, ma sta per fare un bel prisma a casa del nemico in cui sta per piantare dentro un bel gruppo di zeloti. Anche perché con tutti gli observer che hanno disseminato in giro per la mappa ormai hanno le idee oltremodo chiare su quello che sta accadendo, cioè hanno un controllo di mappa fantastico, sanno tutto. Questa è una cosa che mi fa un attimino invidiare i Protoss da buon Zerg, perché io soprattutto nelle 1v1 continuo a rosicare perché sono incapace nel fare bene gli scouting a gioco avanzato, perché di fatto devi sacrificare degli overlord, cosa che non mi viene molto naturale, o comunque devi stare lì a gestirteli, micrarteli, fare le unità, quelle lì che i mutaforma, insomma è abbastanza impegnativo. I Protoss invece senza troppa difficoltà mettono lì un observer e quando il giocatore è capace glielo distrugge, un giocatore così un po' stupido invece li lascia comodamente lì a divertirsi, gli observer, e insomma poi succedono queste cose qua. Zeloti che purtroppo per loro vengono falciati, mi dispiace, però hanno fatto in tempo a distruggere la base principale dello Zerg e l'edificio per le blatte, quindi lo Zerg ora sta evolvendo la sua seconda base e presto gli vedremo. Guardate, c'è 2 observer in base, neanche uno. Sta ricostruendo la prima, perché di blatte aveva fatto in tempo ad accumularne parecchi, quindi anche se al momento non ha l'edificio l'esercito gli rimane. I danni li ha subiti non sui droni perché ha fatto in tempo a ritanarli, quindi di fatto ha perso soltanto 2 strutture importanti perché lo rallentano parecchio, però il danno c'è. Nel frattempo qua continuano ad avere scout su tutto. L'unico che non può essere scoutato è il Terran perché ha fatto qualche torretta antiaerea, quindi potrebbe distruggere gli observer, ma sai che roba, non c'è niente da temere da parte del Terran perché continua a non avere niente. Nel frattempo in base si stanno accumulando un po' di stalker e zeloti colossi lance del vuoto. Mi aspetterei da parte del sardo una bella produzione massiccia di zeloti che con la loro carica continuano a essere pesanti. Qua intanto ci sono le blatter intanate che però sono comunque individuabili dall'observer, quindi averle rintanate non gli cambia assolutamente le cose. Qua intanto il sardo sta cominciando a produrre immortali a manetta per andare giù cattivo sulle blatte.
e il Terran invece sta preparando un drop. Vediamo un po' quanto se ne sono accorti. Lo scout, cioè passare dal centro è passato, quindi l'observer li ha visti. Vediamo ora cosa riuscirà a fare. Sì, stupido, ha visto lì gli stalker e ha deciso di droppare proprio nella seconda base dove c'erano gli stalker che potevano difendere più le lance del vuoto. Cioè, ottimo, quando avrebbe dovuto invece droppare nella base principale, perché il nemico avrebbe fatto, cioè, perché gli stalker avrebbero perso parecchio tempo per fare il giro. Nel frattempo le lance del vuoto hanno anche distrutto le sue medivac, in questo modo lui non potrà ritirare le truppe, però le medivac sono state, cioè l'esercito in combo con le blatte hanno fatto fuori tutte le unità di terra. Ora vediamo che però i colossi faranno una vera e propria strage. Qui sono avanzati qualche marine marauder che non riusciranno a combinare granché, le blatte sono state tutte bruciate e ora verranno bruciati anche i marine e i marauder senza troppe preoccupazioni, perché comunque avevano fatto le ricerche dei potenziamenti, cioè sono al grado 3 dei potenziamenti dei colossi più un grado 2 delle corazze. In questo gruppo di colossi, cioè, è un massacro. Gli immortali invece sono ancora a 1-1. Il sardo aveva spostato qua le sue truppe cioè le sue sondine per salvarle. Ah no, ma questa espansione se l'è presa sempre Cromo, quindi Cromo ha 3 espansioni mentre il sardo ne ha 2. Ha smesso di andare di Immortal, sì. Ha spostato quelle perché erano della base principale e non c'avevano più niente da fare, quindi ora dovrebbe costruirsi una seconda base qui a sto punto. Mi sembra più che necessario, perché sennò è fermo con la produzione, completamente fermo. Sta dicendo di mandare un observer là. Nel frattempo lui ha mantenuto lì il prisma e nessuno gliel'ha tolto, quindi senza problemi ha appena potuto ridistruggere la base principale dello Zerg, perché ora è diventata questa la base principale, perché ormai l'evoluzione l'ha fatta. Però senza troppi problemi lui continua a infastidire lo Zerg, perché questi ritardati non si chiedono come facciano ad arrivare le sue unità. Ah no, vabbè, però lui la sposta lì e la mette soltanto quando serve, vabbè. Comunque è così, ora si mettono a espandere il creep, così almeno se ne accorgeranno. Intanto il Terran si sta barricando in difesa, sta cominciando a mettere anche i primi siege e questi cominceranno a essere il vero fastidio. Intanto qua manca l'observer in centro che andrà rimpiazzato e si prende, come pronosticavo, l'espansione qui, perché l'economia per ora è decisamente rallentata per lui, quindi non può più sfornare Immortal di cui avrebbe bisogno, mentre Cromo per ora non si è ancora rifatto, dovrebbe spostare questi lavoratori qua che ormai hanno finito il minerale, dovrebbe mandarli alla seconda, anzi la terza, perché la seconda invece continua a funzionare, continua a produrre colossi come se non ci fosse un domani senza problemi, ormai ne ha 10 e sta producendo un paio di prismi anche lui, con le ricerche ormai ha quasi finito e sta facendo altre lance. A sto punto potrebbe massarne un po' di più di lance, così avrebbe una bella protezione aerea per essere sicuro di coprire i colossi, e come protezione a terra dovrebbe contare invece sugli Immortal del sardo, perché se dovesse continuare invece a produrre Immortal senza Immortal che sono invece stati caricati su questi 2 prismi, vabbè. Se dovessero avanzare cattivi frontalmente con un buon esercito di Immortal e Zeloti davanti a fare scudo e dietro colossi e lance del vuoto, farebbero veramente un massacro. Comunque presto li vedremo attaccare e qualunque cosa decidano di fare sarà comunque dannosa. Ho sentito il suono del prisma dimensionale ma non ho capito bene cosa è successo. Qua ce n'è un altro, eccolo qua l'altro prisma. Cioè in pratica stanno per preparare un drop. Sono degli zeloti dei Protoss che giocano a droppare. Fanno un drop alle spalle per spostare l'esercito. No, stanno soltanto preparando un drop. Io mi sarei aspettato molto più interessante invece un drop diversivo alle spalle mentre l'attacco principale si preparava frontale, e invece frontalmente non stanno muovendo truppe, stanno lasciando tutto fermo. Il nemico ha radunato il suo esercito dove? Dove sono le blatte? Me le sono perse. Qui sta per arrivare il drop. Magnifico!
Siege contro Immortal. Ciao Siege. L'unità giusta. Anche le blatte contro gli Immortal sono quantomeno ridicole. Dove questi Immortal ormai sono a 2, fanno già 60 danni contro i corazzati. Intanto questi vanno a prismi e cominciano a produrre zeloti. Ora però gli Immortal contro i Marine li vedo alquanto male. Ottimi contro i Marauder ma pessimi contro i Marine. E a questo punto avrebbero dovuto riprendersi gli Immortal, rimetterli sui prismi e farli scappare, perché invece così hanno subito pesantemente. Intanto c'è un'altra evocazione alle spalle, altri zeloti. Il gioco continua, intanto ha switchato punto di evocazione, sta cominciando a evocare qua, mentre intanto arriva l'attacco frontale dei colossi, mentre l'esercito del Terran è impegnato a difendere qua. Lo Zerga, ho visto in un attimino uno scorcio, stava per andare a Ultralische, però sicuramente non lo vedremo fare in tempo. E intanto c'è un attacco su più fronti, perché qua stanno evocando zeloti nella base principale del Terran. Il Terran invece ha deciso di andare a fronteggiare i colossi e verrà sicuramente massacrato, che vediamo come le lance termiche di quei colossi stanno facendo un disastro, un vero disastro. Oddio, che spettacolo. Il Mass Colossi è sempre veramente spaventoso. Intanto questi carri provano a tirar giù qualche colosso, ma per ora non ne ho ancora visto andare giù uno, li ho visti un po' danneggiati. Ecco, ho visto andare giù qualche lancia del vuoto, quello sì. Intanto questi zeloti sono fermi, dovrebbero continuare il loro massacro. Ecco, qua stanno continuando il loro massacro. E intanto ci sono anche le torrette antiaeree che sparano ai colossi, però sono veramente troppi. La base sta per crollare. Lancia del vuoto stanno terminando il lavoro, direi che ormai la partita sta volgendo al termine. Qua il Protoss, lo Zerg ha ancora la base principale, ma non ha niente, l'economia è ridotta ai minimi termini. Qua i colossi continuano la loro avanzata e gli zeloti anche. Potrebbe fare un'ulteriore, ecco che sta facendo infatti un'ulteriore evocazione. Qua hanno ancora qualche prisma? No. Ha fatto due ultralische, 6 a posto allora. Con 2 ultralische ormai hai vinto la partita, perché di là non ci sono lance del vuoto, no? Ecco, vediamo le 2 ultralische cosa riescono a fare. Questo, ecco, perfetto. Qui dovrebbe muovere al volo le lance del vuoto per inseguire gli edifici del Terran. Il Terran intanto si era costruito una terza base qua. Sì, zio, sicuramente ce la puoi fare, guarda. Adesso ti danno il tempo di riempire tutti quei bunker e di riempirti di unità. Sicuramente. Il blu ha mollato, lasciando il suo prezioso carico di risorse al rosso, che ne farà sicuramente buon uso. Ha 15-10 slot, ora che si ricostruisce i depositi, le caserme e tutto il resto, può dire addio alla partita. Intanto qua si stanno muovendo un po' per trovarlo. Vediamo quanto tempo gli occorrerà per trovarlo. Intanto c'è ancora da demolire la parte Zerg. Gli Immortal mi sono piaciuti tantissimo prima su quel carro. Proprio boom! Bam! A rompere il collo. Cioè proprio tipo moscerino fastidioso. Ma che perché io da Zerg questa cosa proprio non la posso vedere. Cioè non esiste. Da Zerg non ho gli Immortal che riducano il danno dei carri a 10, purtroppo. Mi piacerebbe, ma non ce l'ho. Ecco, è stato individuato. Presto verranno mosse le unità a casa sua e finirà tutto. Qua intanto è Sardo con Zeloti e Immortal sta terminando completamente le strutture del blu, e qua le lance del vuoto si stanno divertendo. Stanno per arrivare un bel po' di viking. Siamo sicuri che con quelle viking vincerai la partita, ragazzo, guarda, ne sono sicurissimo. Qua intanto c'è soltanto queste 2 sentry che cercano di distruggere gli Overlord, e qua sono arrivati i colossi. Però in teoria contro le viking potrebbero anche avere dei problemi, perché uscendone una alla volta ci sono le lance che stanno continuando ad abbatterle. Ecco, ne è uscita una che comincerà a infastidire quel colosso. Attenzione, potrebbe anche abbatterlo. No, le lance si muovono.
le lance ecco, ha mollato finalmente. E finisce qui la tragica partita del Terran e lo Zerg. Beh, è bello anche guardare la mappa, vedere quanto si erano espansi. Cioè, quando dei Protoss si fanno 3 basi a testa, la produzione comincia a diventare piuttosto pericolosa. Mi dispiace che il sardo non sia arrivato al terzo, non abbia puntato molto sui potenziamenti, perché sarebbe stato divertente vederlo. Vediamo che invece Chrome era arrivato a 3 di corazza, 3 di danni e 1 di scudi, cioè aveva ormai delle unità che erano dei colossi che erano devastanti. Con questo si chiude anche questa partita, vi saluto, alla prossima. Ciao ciao!